Un caloroso benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi vediamo una partita dove il giovane Kasparov aveva solamente 16 anni, si ritrovò a giocare in questo torneo senza alcun titolo internazionale, mentre si ritrovò a giocare contro maestri internazionali e gran maestri. Era veramente molto screditato perché giustamente era il più piccolo e anche senza categoria all'interno di questo super torneo, ma sin da subito fece vedere le sue grandissime doti, battendo tutti gli avversari e vincendo con 2 punti di vantaggio sul secondo in questo torneo. Questa è la partita appunto col secondo classificato. Kasparov il bianco, l'avversario il nero. C4, cavallo F6, cavallo C3, questa apertura inglese, G6, D4, alfiere G7 e 4, D6, cavallo F3, arrocco. Ora bisogna sviluppare l'alfiere campochiaro. Dove lo si mette questo alfiere? Lo si mette ovviamente in E2, dato che in D3 non serve a nulla, poiché va a sbattere sul pedone G6 del nero. Quindi alfiere E2, alfiere G4. Questa mossa possiamo definirla insolita. In genere quando un giocatore gioca il fianchetto non si sviluppa l'alfiere in G4, poiché basta una semplice spinta di pedone H3 per far sì di costringere questo alfiere alla ritirata. Tuttavia, quando si sceglie alfiere, vuol dire che il nero è disposto al cambio di questo alfiere. Alfiere E3, il bianco se ne infischia di quell'alfiere. Cavallo in F va in D7. Qui probabilmente ci saremmo aspettati cavallo in B va in D7, ma questa mossa ha appunto lo scopo di aprire il raggio d'azione dell'alfiere in fianchetto. Guardate ora che cosa si inventa Kasparov, cavallo G1, cioè ritirata di cavallo nelle prime mosse, cosa che la teoria ci avrebbe ucciso se avessimo fatto una cosa del genere. Però ovviamente ha le sue fondamenta questa mossa, poiché dopo il cambio di alfiere, cavallo in G va in E2 e il bianco si ritrova con una posizione solidissima. E5, classica spinta in questa difesa indiana. Arrocco. A5, donna di 2 per poi giocare alfiere H6 e cercare di sfianchettare. Cavallo C6 per aumentare la pressione su questo punto centrale. Ormai tutto il gioco si ruota attorno appunto alla casa di 4. F3 in modo tale da anche poter ritirare l'alfiere e per D4 cavallo per D4 cavallo C5, ottima casa conquistata dal nero. Ora iniziamo a piazzare le torri al centro. Torre in A va in D1 con un attacco a raggi X alla donna D8. Cavallo E6. Cavallo va in B5. Torre E8. Anche il nero incomincia a centralizzare le torri, che è una delle mosse che si fa spesso nel mediogioco. Donna C1. Allora, la donna si è tolta per far spazio alla torre in modo tale che tramite la spinta del pedone C4-C5 possa iniziare a creare dei problemi al nero. Il nero si è accorto delle intenzioni del bianco, perciò, onde evitare questa fastidiosa spinta C5 sulla donna poi con un attacco a raggi X, decide di spostare anche lui la donna e va in B8. Alfiere H6. Qui in genere si lascia che il nostro avversario, che il bianco, prenda l'alfiere, poiché c'è quasi sempre dietro la torre in F8. Se non c'è la torre in F8, come in questo caso che è in E8, si può evitare lo scambio di alfieri ritirando l'alfiere in H8. In questo caso la manovra di sfianchettamento non è riuscita. Certo, abbiamo questo alfiere in H6 che blocca tutti i movimenti del re nero. Questo è molto rischioso, però è una manovra che si vede non poche volte fare. Andiamo avanti.
cavallo D5, i cavalli iniziano a far pressione sul punto C7, cavallo va in B4, A3 minacciando il cavallo A6 per poi andare in C5. Ora, ovviamente perché il cavallo è andato in E6? Perché dopo cavallo per D5 seguiva C per D5 con donna che punta ancora su C7, la pressione sul punto C7 aumenta ancora. Quindi andiamo avanti, cavallo A6, F4, C6, un doppio sui due cavalli che Kasparov si lascia fare tranquillamente. F5, prende un pedone, prende un cavallo bianco, prende il cavallo nero, ora torre per E6, qui il bianco si rimette a posto la sua struttura pedonale con E per D5, torre va in E7, alfiere F4 puntando ora su questo pedone arretrato D6. Questo pedone è debolissimo poiché nessun altro pedone può proteggerlo, quindi solo i pezzi del nero possono proteggerlo e i pezzi del nero non mi sembrano disposti in modo da poterlo difendere. Quindi cavallo e alfiere puntano su questo pedone, torre e donna puntano su questo pedone, però ora Kasparov gioca sull'inchiodatura, sul tema dell'inchiodatura. Se il nero dovesse catturare questo cavallo, seguirebbe C4 per C5 e il nero perderebbe ulteriore materiale. Donna D8 togliendosi dall'eventuale inchiodatura, cavallo B5, cavallo C5, donna E3 minacciando il cavallo e non solo. B6 proteggendo il cavallo, B4 scacciando il cavallo, cambio, cavallo A6. Alfiere G5 minacciando la donna si sposta per andare su questa grandissima diagonale, D6 avanzata che chiude, che tappa le ali alla donna, cavallo per B4, alfiere 7, fortissimo avamposto da parte del bianco. La donna nera cerca ora di prendere un po' d'aria, quindi si sposta in B7 per cercare almeno la diagonale A8 H1. Andiamo avanti, torre per F7. Questo sacrificio è proprio da giocatore d'attacco e il sacrificio è stato visto bene da Kasparov perché dopo re per F7, torre F1 scacco e a questo punto nel giro di poche mosse è matto. Se per esempio il re va in E8 segue lo scacco matto in questo modo. Se va in G8 segue poi lo scacco di donna e a questo punto non ci sono molte possibilità per il nero se non quella di andare qui, poi scappare e comunque c'è ancora il matto, altrimenti la partita prosegue in questo modo, quindi scacco di torre in F1, alfiere, qui può seguire anche donna E5 oppure come proseguire la partita alfiere per F6, re G8 e dopo donna E6 la partita comunque è ormai persa per il nero.